Buonasera amici di Solesino, buonasera, che belli, qualcuno sotto l'ombrello, qualcuno no, perché c'è un riflesso solare e quindi alcuni questo riflesso dà fastidio e hanno deciso di usare l'ombrello, ecco il motivo perché hanno l'ombrello. Buonasera ai nostri ospiti, buonasera ai nostri giurati e alle mie spalle il tricolore di Miss Italia, perché questa sera a Solesino siamo qui per un evento davvero importante. Ci siamo visti qualche tempo fa, dove è stata fatta una selezione con l'elezione di Miss Solesino. Questa sera invece il sindaco ha voluto portare nel suo comune qualcosa in più, che è una finale regionale di Miss Chissimo Biancaluna Veneto. Cosa significa? Significa che questa sera vedremo 27 ragazze che hanno ottenuto le qualificazioni nelle varie selezioni e questa sera si contenderanno questo titolo che consentirà alla vincitrice di accedere direttamente alle prefinali nazionali di Miss Italia, quindi per lei sarà davvero un'opportunità importantissima. Abbiamo tante cose da raccontare, tante cose da vedere, però io a questo punto partirei con la sigla e poi andiamo con il sindaco che ci porterà il saluto e le presentazioni delle ragazze e tutto quello che si fa per una finale regionale importante come Miss Italia. Pronte ragazze? Sigla! A voi! Potete rientrare. Grazie. Allora, svelo una cosa a chi ci sta guardando da casa attraverso gli amici di Giriferro, grazie Mario, so che sei in diretta, che noi rivoluzioniamo un po' la scaletta questa sera, perché fino a qualche minuto fa c'è stato un piccolo fenomeno meteorologico che ha portato un po' d'acqua e non è proprio l'acqua più gradita, quella magari che beviamo noi in Miss Italia, che è l'acqua rocchetta, lo dico, è un po' di pioggia. Allora, noi rivediamo un po' la scaletta. Tra l'altro questa sera sapete che noi, lo dico a chi ci segue da casa, chi è qui lo sa già ovviamente, le ragazze si sono già presentate prima in una maniera un po' anomala, perché comunque le abbiamo sentite dal dietro le quinte, il pubblico si è anche divertito. Se voi venivate a Solesino avreste visto una cosa completamente nuova rispetto al solito. Siete stati a casa male, la prossima volta che c'è un appuntamento con Miss Italia a Solesino non potete mancare, anche perché qui a Solesino c'è un sindaco che è una persona molto attiva che è anche particolarmente simpatica. Io ho il piacere di essere qui anche questa sera insieme a voi e insieme a lui, Elvi Ventani. Prego. Buonasera a tutti, innanzitutto grazie per la vostra presenza e è doveroso innanzitutto ringraziare Miss Italia per aver accettato di venire nella nostra comunità per questa importante manifestazione. Ringrazio naturalmente poi anche Miss Italia Veneto per la collaborazione con Miss Italia e poi con il nostro comune, Chissimo Luna e Chissimo, perché non sbagli anche. Naturalmente poi grazie alle persone, come dicevo prima, presenti, alle autorità, il presidente della Solesinese, all'assessore Navarin, al consigliere Sebastiani che oltre alla sua presenza sta mettendo a disposizione la tecnologia, al sindaco di Ospedaletto Giacomo Scapin, al sindaco di San Pietro di Minario, dottor Curzio, al sindaco di Lozzo a Testino, giusto? Perfetto, ok. Fabio Ruffin e naturalmente alle miss presenti, Miss Rocchetta e Miss Miluna, e a Liliana Mondovan per essere qui con noi personal in presenza in giuria. E che dire, devo ringraziare naturalmente tutti i miei collaboratori, come ho detto prima, tutti i dipendenti comunali che hanno permesso e che hanno collaborato con me
al fine di realizzare questo evento, alla polizia locale che anche questa sera è presente qui con noi per garantire la nostra sicurezza, e poi un pensiero speciale alle vere protagoniste di questa serata, ovvero alle aspiranti Miss. A loro, con cui ho già parlato prima, ho augurato ogni bene, ho augurato di realizzare i sogni che portano nel cuore. Scusate se rivolgo lo sguardo a loro. Sono sicuro che questa sera sarà per loro un'esperienza importante, un'esperienza umana, un'esperienza professionale, un'esperienza di vita che comunque le permetterà ad ognuna di loro di maturare e di scrivere una nuova pagina nel loro libro di vita. Per cui in bocca al lupo ragazze, siete bellissime e spendete bene il vostro sorriso. Auguro a tutti una buona continuazione e ci vediamo dopo. Grazie Sindaco Bentani, grazie, e io confermo, lui si è dedicato in camerino, è rimasto un attimo con le ragazze prima di iniziare lo spettacolo per così portarle il saluto ufficiale, ma anche per dare qualche piccola raccomandazione, sempre molto molto utile ovviamente e sempre molto apprezzata dalle ragazze, quindi grazie Sindaco. Voglio parlare di Chissimo Biancaluna, è l'intimo made in Italy che vedrete indossato dalle nostre splendide ragazze. Sì, avete capito benissimo, Chissimo Biancaluna è una delle pochissime aziende che produce tutte le sue creazioni di intimo e pigiami in Italia, ma il marchio Biancaluna non è solo intimo, è un mondo intero di biancheria per la casa che potrete scoprire nei negozi di arredo tessile della vostra città. Perché ho citato Chissimo Biancaluna? Perché è proprio questo il titolo che andremo ad assegnare questa sera. A questo punto io mi faccio da parte, la giuria è prontissima con la sua scheda e quindi andiamo a vedere la prima concorrente. Prego, Aurora. Aurora, 20 anni di Bussolengo, la provincia di Verona. Pallavolista di Serie B. Salutiamo Aurora e presentiamo Deborah. Concorrente numero 2, lei ha 19 anni, Deborah arriva da Cogollo del Celgio, provincia di Vicenza, ed è diplomata al liceo linguistico. E andiamo con la terza concorrente, lei è Veronica. Veronica ha 24 anni, arriva da Ponte San Nicolò, quindi dalla provincia di Padova. Studentessa in ingegneria gestionale. Prego, la concorrente numero 4, lei è Morena, 24 anni, Morena arriva da Mestre e fa la social media manager. Aurora. Aurora concorre con il numero 5. Lei ha 18 anni e arriva da Campolombo Maggiore, quindi dalla provincia di Venezia. Studentessa in scienze umane.
Ricordo che tutte le ragazze che partecipano a questa finale regionale, come alle altre, sono tutte ragazze che hanno già vinto le selezioni che sono tenute nei corsi dei mesi precedenti. Grazie Aurora, e andiamo con Beatrice, che è la nostra sesta concorrente. A 20 anni arriva da Mira, dalla provincia di Venezia, studentessa di vita. Grazie anche a Beatrice. E andiamo con Jenny, la numero 7. Jenny ha 22 anni, arriva da Chiampo, quindi dalla provincia di Vicenza, lavora in un'azienda meccanica. E dopo Jenny andiamo a conoscere Mara, concorrente numero 8. Mara ha 26 anni, arriva da Portogruaro, quindi dalla provincia di Venezia. Lei fa la receptionist e la modella. Andiamo con Martina, concorrente numero 9. Martina ha 19 anni, arriva da Vedelago, quindi dalla provincia di Treviso. Ha ottenuto la qualifica per parrucchiere. Quindi vediamo Sara, concorrente numero 10. Lei ha 22 anni, arriva da Venezia, fa la gondoliera e canta. Grazie Sara, andiamo con la prossima, Giorgia, è la concorrente numero 11, a 18 anni arriva da Arzignano, dalla provincia di Vicenza, studentessa di finanza e marketing. Molto bene Giorgia, andiamo con Aurora, la nostra 12ª concorrente, la numero 11. Ha 19 anni Aurora, arriva da Padova e fa la cameriera. Ed è la volta di Esther, 20 anni in Riviera Berica, provincia di Vicenza. Esther fa la cameriera e concorre, come potete vedere, con il numero 13.
Andiamo con la prossima, numero 14, lei è Lucia. Anni di San Giorgio delle Pertiche, provincia di Padova, studentessa in scienze umane. E andiamo con Marlene, corrente numero 15. Marlene ha 24 anni, arriva da Roncade, dalla provincia di Treviso, fa la commerciante e un'imprenditrice. E poi andiamo a conoscere Alessia. Alessia con il numero 16, ha 23 anni, arriva da San Giorgio delle Pertiche, studentessa di diritto, ma fa anche la cantautrice, quindi ha la passione della musica. E dopo Alessia andiamo a conoscere Ayla, concorrente numero 17. Ayla ha 22 anni, arriva da Mogliano Veneto, provincia di Treviso, studentessa in biologia molecolare. E andiamo con la prossima concorrente, il numero 18, Giulia, 24 anni, arriva, studia recitazione, doppiaggio e canto. Numero 19, lei è Veronica, Sottomarina. Lei, per chi c'era prima, la collega ha detto: io ho studiato e voglio organizzare eventi, ho studiato come organizzatore di eventi e voglio organizzare eventi. Numero 19, andiamo con la prossima, che è Martina, concorrente numero 20. Martina, 23 anni, arriva da Lignano, provincia di Verona, e fa l'infermiera. Serena, numero 21. Serena ha 21 anni, arriva da Cavaillon Veronese, quindi dalla provincia di Verona. Studentessa di biotecnologia e poi fa anche la make-up artist.
19 anni di San Bonifacio. Benedetta concorre con il numero 22, come potete vedere. Ha conseguito la maturità al liceo linguistico ed ora studia mediazione, lingua e giornalismo. E andiamo a conoscere Sara. Sara ha 20 anni, arriva da Brogliano, provincia di Vicenza. Studentessa di economia e poi lavora. Ed è la volta di Chiara, 23 anni di Mestre, fa l'impiegata. Chiara concorre con il numero 24. Andiamo con il numero 25, lei è Pamela Cristina, ha 25 anni, arriva da Cessalto, quindi dalla provincia di Treviso, e fa l'impiegata. Ricordiamo che le ragazze in gara per aggiudicarsi il titolo di Misschissimo Biancaluna Veneto. Grazie Pamela Cristina. E andiamo con Cosmina, 20 anni di Ormelle, provincia di Treviso, studentessa di economia. Cosmina concorre con il numero 26. E per gli amici invece che stanno in diretta, seguendo in diretta su Facebook, dico che siamo a Solegino, in piazza. Per questa finale importante, la vincitrice questa sera accederà direttamente alle prefinali nazionali dell'83esima edizione di Miss Italia. Per diventare Miss Italia bisogna vincere una selezione, poi vincere una finale regionale e da lì si va alle prefinali nazionali e da lì il sogno potrebbe davvero realizzarsi, quindi per una di queste ragazze questa sera sarà un momento molto importante. Andiamo con la prossima, che è la numero 27, che chiude il gruppo di queste, mi permette di dire, belle ragazze, anche simpatiche. Prima le abbiamo sentite, candidata a titolo di Misschissimo Biancaluna Veneto. Lei è Anna Rita, 21 anni, di Villa Franca Padovana, e lavora in un asilo. Grazie per questo applauso, che belle queste ragazze, che belle. Bene, io vedo che sono già pronte perché adesso c'è una seconda uscita, ovviamente rivoluzioniamo un po' la scaletta, però questi sono due momenti importantissimi perché la giuria le va a vedere, le va a giudicare in questo momento. Queste prime due uscite sono fondamentali per le ragazze. Allora, siete pronte? Eccoli qui, sono sempre prontissime le ragazze, bellissime, prontissime, e ragazze in gamba, perché poi l'avete sentito prima e vedete anche gli interessi che hanno, gli studi che fanno. Sono, come dico io, le ragazze di Miss Italia, sono l'orgoglio nostro e della nostra patrona Patrizia Meridiani, alla quale rivolgerei un bel applauso perché con tanta grinta e determinazione porta avanti questo concorso anche in questi 2 anni difficilissimi. Nel 2020 siamo riusciti comunque a fare una Miss Italia. Pensate che nel 2019 eravamo in diretta su Rai 1, poi è successo quello che è successo. Patrizia ha detto nel 2020 facciamo una formula rinnovata, ma Miss Italia ci sarà, e c'è stata Miss Italia nel 2020. L'anno scorso
pur con mille difficoltà, l'avrete seguito probabilmente sui giornali, siamo riusciti comunque ad eleggere una miss straordinaria che è Zeudi Di Palma. Io credo sia una ragazza, se l'avete sentita in televisione, l'avete vista negli interventi, nelle interviste, è veramente una grandissima Miss Italia, non solo perché è bella, ma questo vabbè, è Miss Italia, però come ragazza è veramente in gamba, quindi noi siamo veramente felici delle scelte che sono state fatte. E questa sera siamo pronti a rivedere queste 27 concorrenti, magari chissà, tutte le Miss Italia iniziano così, facendo le selezioni, vincendo una regionale, andando alle prefinali e poi numero 1, vieni! Poi non diciamo altro, Aurora! Aurora ricordiamo che ha 20 anni, arriva da Bussoleno. Deborah, 19 anni di Cogollo del Cengio, provincia di Vicenza. Sempre qualche secondo per i giurati. Vedo prontissima Veronica con corte numero 3. Veronica 24 anni, arriva da Ponte San Nicolò, provincia di Padova. Io ripeto, lo dico al pubblico, a chi ci segue da casa. Io cito molte volte il numero perché è davvero il modo più veloce perché la giuria possa conoscere le nostre ragazze. Morena! Tocca a Morena, componente numero 4, 24 anni di Mestre, social media manager. Ed ora è la volta di Aurora, concorrente numero 5. Aurora ha 18 anni. Grazie Aurora e andiamo. Rivedete Beatrice, 20 anni di Mira, qui nella provincia di Venezia. Ma tant'è, questa sera i vinti avrà risolto un problema, tanto alle prefinali. Intanto vediamo Jenny, che è la concorrente numero 7, ha 22 anni, è da Chiampo, quindi dalla provincia di Vicenza.
Andiamo con Mara, concorrente numero 8. 26 anni di Portogruaro. Mara. Martina, 19 anni di Vedelago, provincia di Treviso. Martina è la nona concorrente. Grazie Martina e andiamo a rivedere Sara, la nostra 10ª concorrente, 22 anni di Venezia, Sara. E andiamo a rivedere Giorgia. Prego Giorgia. 18 anni di Arzignano, provincia di Vicenza. Grazie Giorgia, andiamo con Aurora. 19 anni di Padova. Esther, 20 anni di Riviera Verica, provincia di Vicenza. Molto bene Esther e andiamo con Lucia. San Giorgio delle Pertiche, Lucia ha 18 anni. Molto bene, grazie. E andiamo con Marlene.
Vieni Alessia, 23 anni di San Giorgio delle Pertiche. Andiamo con Aila, 22 anni di Mogliano Veneto. Grazie Aila, e andiamo con Giulia, 24 anni di Mestre. Brava Giulia, andiamo con Monica, concorrente numero 19. Brave, che sono tutte ragazze, 20 anni di Sottomarino. Grazie anche Veronica. Martina, sei pronta? Al numero 20, 23 anni di Legnano. Lei è Martina. Molto bene Martina, andiamo con la prossima, lei è Serena, concorrente numero 21. Serena ha 21 anni, arriva da Cavaillon Veronese. Ed ora andiamo con Benedetta, 19 anni di San Bonifacio, quindi dalla provincia di Verona. Andiamo con Sara, 23esima concorrente, a 20 anni, arriva da Brogliano, quindi dalla provincia di Vicenza, lei è Sara.
E andiamo con Chiara, concorrente numero 24, Chiara 23 da Mestre. Poi andiamo con Pamela Cristina, numero 25. 25 anni di Cessalto, dalla provincia di Treviso. E quindi andiamo con Cosmina, concorrente numero 26. Lei ha 20 anni, arriva da Ormelle, provincia di Treviso. E andiamo con la prossima concorrente che chiude il gruppo, lei è Anna Rita, concorrente numero 27. Anna Rita ha 21 anni e arriva da Villafranca Padovana. Adesso li vediamo a gruppi di 3, vediamo un'opportunità in più di vederli a voi e ovviamente anche ai signori della giuria. Quindi iniziamo, loro si schiereranno qui e poi faranno un passo avanti, magari fino a dove sono io più o meno. Andiamo con le prime 3 concorrenti che sono Aurora, Deborah e Veronica. Grazie, potete rientrare. Morena, Aurora e Beatrice, che sono la 4, la 5 e la 6. Potete rientrare, grazie. E quindi andiamo con la 7, 8, 9 che sono Jenny, Mara e Martina. Potete rientrare, grazie.
Ed ora andiamo a vedere il numero 10, 11 e 12 che sono Sara, Giorgia e Aurora. Tredici, 14 e 15. Esther, concorrente numero 13. Poi abbiamo Lucia, numero 14. E poi abbiamo Marlene che è il numero 15. Potete rientrare, grazie. 16, 17, 18. Che sono Alessia, Ayla e Giulia. Potete rientrare, grazie. Andiamo con Veronica, Martina e Serena. Grazie, potete rientrare. 22, 23 e 24. Benedetta, prego, numero 22. La numero 23, Sara. E poi abbiamo Chiara, la numero 24. Grazie, potete rientrare. Ultimo gruppo, 25, 26 e 27. Prego, Pamela Cristina, numero 25. Poi abbiamo Cosmina, numero 26. E poi abbiamo Anna Rita, numero 27.
potete rientrare, grazie. Facciamo un applauso alle nostre concorrenti, direi proprio di sì, Che vorrei ancora una volta ricordare Chissimo Biancaluna, straordinario che quest'anno ci fa compagnia e è dedicata questa serata perché andremo ad eleggere Miss Chissimo Biancaluna Veneto. Chissimo Biancaluna è l'intimo made in Italy che vedrete indossato dalle nostre splendide ragazze. Avete capito benissimo, Chissimo Biancaluna è una delle pochissime aziende che produce tutte le sue collezioni di intimo e pigiami in Italia. Ma il marchio Biancaluna non è solo intimo, è un mondo intero di biancheria per la casa che potete scoprire nei negozi di arredamenti della vostra città. Quindi chiedo davvero un applauso anche per loro. Vedo che una delle nostre amiche è impegnata a raccogliere le schede giuria, allora io ne approfitterei per chiamare un'altra delle nostre ospiti che abbiamo questa sera. Prego. Buonasera. Buonasera Martina Buttaci. Allora, abbiamo un microfono in più per Martina per caso? Grazie del microfono in più per Martina. Questo è tutto per te. Martina, buonasera. Allora, io ho detto abbiamo due amiche che hanno rappresentato lo scorso anno alle prefinali nazionali di Miss Italia la Regione Veneto, avendo ottenuto ovviamente 2 titoli regionali e quindi una la vede impegnatissima, l'avete messa a lavorare, la Carolina. Allora sei libera tu, adesso mi impegno con te e poi arriverà anche lei. Martina, innanzitutto buonasera e grazie per aver accettato il nostro invito. Buonasera a tutti, grazie per l'invito. Poi tu sei di casa qui a Solesino, no? Mi sembra che capiti spesso, Senti, rivedi queste ragazze e rivedi forse anche te stessa in loro, quello che tu hai fatto nella tua esperienza di Miss Italia lo scorso anno. Allora, io ho iniziato proprio qua a Solesino con una selezione e sono riuscita a passare appunto alle finali regionali. Alle finali regionali mi sono appunto titolata con il titolo di Miss Miluna Veneto e questo mi ha permesso di arrivare alle prefinali nazionali che ricordo col cuore, insomma. Bel gruppo, pensate poi alle prefinali, sapete, si entra in un mondo molto complicato perché poi uno pensa che sia semplice, è un'esperienza per le ragazze anche formativa, si trovano con 200 ragazze più o meno che arrivano da tutta l'Italia, però so che avete fatto voi Veneto un bel gruppo, no? Mi dicono, mi è giunta voce. Abbiamo stretto una forte amicizia che coltiviamo tuttora. Bene, senti, sei già grandissima, ma cosa vorresti fare da grande? Cioè, qual è il tuo sogno nel cassetto? Tu hai partecipato, attenzione, guardate che non sempre le ragazze, si dice partecipano alle Miss Italia perché quando vanno nel cinema, allo spettacolo, alcune è vero lo fanno, perché nessun concorso dà la visibilità, il faro che accende Miss Italia su una persona non lo fa nessuno, però vi posso dire che tante ragazze partecipano a Miss Italia per la voglia di calcare questo palcoscenico, per la voglia di sfilare davanti a un marchio che fa parte della storia del nostro paese, 83 anni di storia, quindi tu hai partecipato a Miss Italia, hai un sogno nel cassetto, cosa ti piacerebbe fare da grande? Il sogno ce l'ho, appunto io ho partecipato perché il mio sogno più grande è quello di poter lavorare nel mondo della moda, come modella, come testimonial di un brand importante e anche un sogno un po' più piccolo, però è pur sempre un sogno, quello di intraprendere una carriera come attrice. Ah beh, quindi insomma è quasi al completo la situazione. Beh, insomma, la modella so che lo stai già facendo con un certo... Poi sto facendo i primi passi. Esatto, quindi insomma dai, si deve cominciare così, poi ci vuole anche la giusta preparazione, lo studio, perché poi in fondo è fondamentale. Senti Martina, io ti ringrazio. Grazie a te, grazie a voi. Si sta bene lì piuttosto che qua? Tirano un po' di venticello, però... Non ha detto altro, si è limitata a questo. Senti, torneresti a calcare questa passerella? Mi piacerebbe. Allora guarda, anche se non sei in gara, però io te la farei fare lo stesso. Okay. Dammi il microfono, c'è una base, Martina Buttaci con noi, una base qualsiasi, un po' di musica per lei, vai! Grazie Martina. Altra ragazza che l'anno scorso ha partecipato alle prefinali nazionali di Miss Italia, sempre per il Veneto, è Carolina Zaupa. Vero Carolina? Buonasera a tutti. Benvenuta. Grazie.
Senti, ci siamo visti anche qualche sera fa in un'occasione di un'altra finale dove è stato assegnato il titolo che tu hai vinto l'anno scorso. Ti richiedo l'emozione, cosa si prova a tornare in Miss Italia, però da ospite. Nostalgia, cioè molta nostalgia perché ho ricordi bellissimi di questa esperienza, per cui rivedere le ragazze che hanno percorso lo stesso percorso è molto bello. Senti, se tu potessi dare un consiglio. Allora, prima di tutto essere se stesse, assolutamente, e non avere paura, essere coraggiose. Questo. Hai fatto una sintesi molto efficace. Sì. Io lo chiedo sempre alle ragazze perché è un punto di vista sempre molto diverso, perché poi stare seduto a un tavolo giuria non è una cosa semplice, si percepiscono tante sfumature delle ragazze che magari spesso la ragazza non percepisce quando sta sfilando. Essere seduta lì, rivedere queste ragazze che sfilano, cosa provi e che impressione ti fa? Perché in fondo tu sei stata protagonista su una passerella e in questo momento hai un altro ruolo, anche se i nostri ospiti non hanno votato, però comunque sono. Come la vedi? Allora, io ho visto le ragazze molto emozionate, infatti cercavo sempre di sorridere loro per insomma incoraggiarle e stare dall'altra parte completamente diverso. Sì, c'è un punto di vista completamente diverso. Anche a te chiedo come Martina cosa vorresti fare da grande, qual è il tuo, se hai un sogno nel cassetto, poi non è mica detto che uno ce l'abbia solo uno spettacolo, magari se voglio diventare ingegnere aeronautico le abbiamo avute. Invece voglio fare l'attrice, è il mio sogno da quando sono bambina, infatti ho fatto molte cose, ho mosso i miei primi passi e quest'estate sono stata ammessa con orgoglio, lo dico, alla The American Academy of Dramatic Arts per un programma estivo e quindi farò questa esperienza a New York. Queste sono le Miss Italia, ragazzi, queste sono le ragazze delle quali noi andiamo veramente molto orgogliosi perché, ripeto, sono ragazze in gamba e ci fa davvero piacere questa notizia e quindi comincia a muovere i primi passi con la giusta preparazione perché Miss Italia ovviamente aiuta, dà visibilità, hai un concorso importante, dà un'opportunità, però poi bisogna prepararsi e studiare, scegliere un percorso professionale, l'attrice, la musica, la moda e poi però bisogna prepararsi e avere tutto questo. Assolutamente. Complimenti Grazie Carolina, mille. grazie a te. Lasciami pure il microfono, vai ad accomodarti, però sfila anche tu, sai, vai, torna in passerella. Vai. A salutare delle amiche del gesto del tavolo, sicuramente deve rientrare tutte le quinte. Bene, allora adesso credo che si stanno facendo i conteggi, tutto quello che si deve fare in una serata di Miss Italia. Ricordo che comunque una su 27 sarà premiata e questa andrà direttamente alle prefinali nazionali di Miss Italia. Io ho microfoni, cartelline, ho tutto, invece vedo delle ragazze bellissime che sono pronte, le protagoniste, a sfilare con Moda Mare, perché ovviamente l'estate c'è. Perché è partito un sorriso ironico, ma voi che siete a casa non sapete, io ho detto, dovete venire alle serate Miss Italia, che state comodi a casa, tanto poi Gigi Ferro vi fa vedere i filmati anche su YouTube, quindi anche se ne vedete le dirette, avete tempo nei prossimi giorni, ma voi sindaco, io poi ci vedremo nel momento delle premiazioni, mi fa piacere perché comunque vedo tanto pubblico, tante persone, tanti amici, quindi comunque ha risposto benissimo, malgrado. Vedo le ragazze pronte, con dei costumi da bagno bellissimi e quindi ancora una volta le candidate al titolo di Miss Chissimo Bianca Luna Veneto impegnate in una sfilata con Moda Mare. Noi ci vediamo più tardi. A voi.
applauso per le nostre concorrenti, grazie. Grazie. Ci stiamo avvicinando pian pianino alla conclusione di questa serata, Sindaco, vuole fare un intervento prima delle premiazioni? Se passate il microfono al Sindaco, grazie. Con noi il Sindaco Elvi Bentani ci è tornato a trovare prima della premiazione, alla fine di questa serata importantissima, perché tra l'altro qui Solesino ha ospitato una selezione qualche tempo fa, poi una finale regionale, quindi ha arricchito il pacchetto e l'offerta per i suoi cittadini e ovviamente anche per gli amici che vengono a Solesino, e guardi, insomma, comunque c'è un bel colpo d'occhio questa sera. Lascio lei il microfono per un saluto prima di andare con le premiazioni. Grazie veramente di cuore. Effettivamente questa è la terza volta che abbiamo Miss Italia qui a Solesino, 2 volte per una selezione e naturalmente questa sera la finale regionale di Miss Italia, per cui abbiamo arricchito appunto il pacchetto di Miss Italia, abbiamo dato, penso, con questa serata lustro e prestigio alla nostra comunità, per cui grazie a Miss Italia, grazie appunto a Patrizia Meridiani e a tutti voi che con la vostra presenza avete reso speciale questa serata. Alle mamme, ai papà, a tutti i familiari presenti, un grazie veramente dal profondo del cuore. Ci tengo a sottolineare il ringraziamento ai miei collaboratori, perché starmi vicino non è facile. Quando stiamo organizzando un evento, una manifestazione, sono già lì pronto a pensarne altre 2, 3, 4, per cui in taluni momenti, soprattutto i miei assessori e qui presente Patrizio Navarin, va via di testa e dice: Sindaco, calmati perché mi fai impazzire. Però questo è il motivo per cui stiamo veramente facendo rinascere il nostro paese e non bisogna mai sentirsi arrivati, anzi puntare sempre più in alto. È questa, io dico, la Solesino che vogliamo noi. Dicevo prima una battuta in sala consigliare dinanzi a tutte le aspiranti Miss che sarebbe bello avere un paese di tutte donne. Adesso non voglio esagerare, sarebbe anche complicato perché a gestire solo donne non è cosa facile, però era una battuta nel vedere tutte queste bellezze, pur che erano in tensione, però ho cercato di strappare loro un sorriso. E ringrazio di nuovo la polizia locale nella figura del mio comandante Cesare Basso, sempre a disposizione, bravissimo, una figura molto professionale. E ringrazio naturalmente Michele e Paola per la collaborazione e per l'impegno che hanno dedicato alla realizzazione di questo evento. Rinnovo il mio in bocca al lupo alle ragazze, vinca la migliore. In ogni caso non finisce qui per chi non vince, ma sarà un punto di partenza per nuove sfide, per nuovi successi futuri nella loro vita. Grazie e buona serata a tutti. Grazie a lei Sindaco, grazie a lei. Poi finisce assolutamente qui, anche perché l'abbiamo detto, ci sono per fortuna altre finali regionali, noi ne abbiamo già elette 2 prefinaliste, questa è la terza, poi ce ne saranno altri per poi chiudere a Miss Veneto a Jesolo la sera del 26 di agosto, quindi insomma per loro Miss Italia non finisce assolutamente, anzi, però certo che per una di loro questa sera sarà importante perché accederà direttamente alle prefinali nazionali di Miss Italia. Io ringrazio il Sindaco, i giurati, gli ospiti e, detto bene il Sindaco, ringrazio i genitori, perché poi la forza di Miss Italia ed è anche il bello che si muovono davvero le famiglie quando una ragazza viene a fare Miss Italia, quindi io farei un applauso ai genitori, o fatevi un applauso perché lo meritate ed è bello questo, è bello questo. E poi mi siete stati di grande aiuto perché prima dell'inizio della serata abbiamo avuto, insomma, l'abbiamo detto, ci scherziamo perché poi bisogna anche scherzarci, nulla di grave, quando c'è un po' d'acqua che scende dal cielo, insomma, niente di particolare, però insomma, in questo tipo di serate qualche piccolo problema la può creare, e invece vi dirò la verità, in qualche modo io mi sono anche divertito, quindi vi ringrazio per avermi supportato in quel momento, però ringrazio anche il Sindaco, l'amministrazione, perché quelli sono momenti nei quali bisogna avere le spalle forti e il coraggio, come ha detto il Sindaco, di dire andate avanti, comunque si va avanti, e quindi ci avete premiato, la vostra presenza ci ha premiato. Bene, adesso fate l'applauso, volete farlo? Ci mancherebbe, non vieterò mai un applauso. Adesso rivediamo le ragazze in una passerella e scopriremo chi è Miss Chissimo Bianca Luna Veneto. Siamo pronti? Sigla!
Un bel applauso, queste le nostre 27 candidate al titolo di Miss Chissimo Biancaluna Veneto questa sera: Solesino, Aurora, Deborah, Veronica, Morena, Aurora ancora, Beatrice, Jenny, Mara, Martina, Sara, Giorgia, Aurora e poi Esther, e poi andiamo avanti ancora, giro il foglio se il vento me lo permette, e poi abbiamo Lucia, Marlene, Alessia, Aila, Giulia, Veronica, Martina, Serena, Benedetta, Sara, e poi ancora Chiara, Pamela, Cosmina e Anna Rita. Queste sono state le grandi protagoniste di questa finale di Miss Chissimo Biancaluna Veneto. Io me ne sto in disparte, sto al buio, ma a me non interessa tanto di fare, non è che devono illuminare me, devono illuminare loro, perché da 83 anni a questa parte le grandi protagoniste di Miss Italia sono sempre e solo loro, queste straordinarie ragazze che decidono di mettersi in gioco in un concorso che ci fa compagnia oramai da tanti anni e che ha portato avanti con tanta coraggio, passione e determinazione dalla nostra patron Patrizia Merigliani. Quindi grazie Patrizia per tutto questo. Grazie. Fate l'applauso, mi piace, stava partendo l'applauso. Adesso arriva il momento di premiare. Vi dirò che è sempre un piacere premiare, perché noi lo sappiamo che la ragazza che andremo a citare adesso realizza un sogno, quello di arrivare alle prefinali di Miss Italia. Le altre hanno quell'attimo di delusione, ma come diciamo noi in camerino, deve durare proprio un lampo. Visto che ecco, io ho riconosciuto dalla risata chi era qui alle 8:30, io l'ho riconosciuta. Deve durare una frazione di secondo, poi deve passare, perché poi ci vedremo già ma niente, devo un lampo del fotografo, mica i lampi, ma lei sindaco pensa, esatto, io assolutamente il flash, ma se lo chiamano anche lampo, vero Walter? Lo chiamate anche lampo? Sì, penso di sì. Allora, siamo pronti, no, dicevo, per le altre invece ci sono comunque le possibilità, perché di finali ne faremo ancora, saranno 8 le ragazze che porteremo alle prefinali come Regione Veneto, quella di questa sera è la terza, se non dico male, vero Paola? Sì. Bene, signor Sindaco, io credo che ci saranno le nostre 2 miss ospiti che le porteranno alla fascia, ci sono dei fiori da consegnare. Noi, Sindaco, le invito a stare vicino alla concorrente numero 1, così lasciamo lo spazio centrale a tutte le ragazze, così scopriremo. Grazie, stanno spostando già le sedie. Paola, puoi venire a fare una battuta anche tu, però mi farebbe piacere. Paola Rizzotti, titolare dell'agenzia modashow.it, responsabile ufficinista degli Italia in Veneto. Paola, come? Buonasera a tutti, e quindi premiato per questa scelta. Poi il mio ringraziamento alle ragazze bravissime. Loro addirittura erano già pronte, il mio applauso non riesco perché ho troppe cose, ma veramente brave, non c'è stata una che si sia lamentata ma c'è un po' di vento, ma c'è un po' di bravissime. E poi posso farlo il mio personale, visto che ormai siamo addirittura di finali regionali, quindi si può anche rompere qualche indugio. Io ringrazio i familiari e i genitori di queste ragazze, perché siete veramente, non vi conosco tutti personalmente, ma ad un punto so che ci siete, so che le accompagnate, so che le seguite, veramente, anche se non vi conosco tutti personalmente, se non qualcuno di vista, il mio grazie personale a voi e continuate a seguire le vostre figlie così. Buonasera. Ci sono 2 mazzi di fiori, vero per Paola? Sì. Allora io mi metto da questa parte, facciamoci tutti da parte. Sei pronta Carolina? Sarai tu che consegnerai la sindaco, che poi la consegnerà a sua volta alla vincitrice. Sono state tutte e 27, come abbiamo detto, brave, hanno affrontato questa passerella con infoltura, vede che comunque sono delle ragazze che hanno già vinto delle selezioni, però adesso è arrivato il momento di premiare la vincitrice di questo appuntamento, di questa finale regionale. Lei andrà direttamente alle prefinali nazionali dell'83esima edizione di Miss Italia. Ripeto, per le altre, per loro Miss Italia non finisce assolutamente qui, ma anzi proseguirà, però come vuole ogni finale regionale una vincitrice c'è. E io vi dico che la vincitrice del titolo di Miss Chissimo Biancaluna Veneto qui a Solesino è la concorrente numero 3, Veronica Canova. 24 anni, di Fonte San Nicolò, provincia di Padova. Miss Chissimo Biancaluna Veneto, Veronica Canova.
pubblico la corona e Veronica Canova è Miss Chissimo Bianca Luna Bello. Apro il mazzo di fiori anche Maria Martina consegna il mazzo di fiori. Permettetemi questo applauso intanto tu vai Veronica, fai una passerella, io vorrei ancora fare i complimenti ancora a Deborah, Veronica, Morena, Aurora, Beatrice, Jenny, Mara, Martina, Sara, Giorgia, Aurora, Esther e poi ancora Lucia, Marlene, Alessia, Aida, Giulia, Veronica, Martina, Serena, Benedetta, Sara, Chiara, Pamela Cristina, Cosmina e Annalisa sono state le grandi protagoniste di questa serata qui a Solesino. Prima Carolina? Vai, prima Carolina Zauta. Un applauso per Carolina Zauta, nostra graditissima ospite questa sera, presidenza iniziale. Poi abbiamo scoperto questa cosa bellissima, che se ne va in America 15 giorni per studiare alla scuola prestigiosissima di recitazione, quindi abbiamo questa bella notizia, ragazzi universitari, come dico io. E poi c'è Martina Beccari. Vediamo se sentire la voce delle donne, perché noi in più di qualche occasione abbiamo battezzato il nostro paese, un paese molto attento e sensibile alla figura delle donne, tanto che qualche anno fa abbiamo fatto una panchina simbolo contro la violenza sulle donne, che ha avuto un risalto non solo del nostro paese ma territoriale, per cui è sempre ben importante ricordare questo tema, che le donne devono essere sempre e solo amate, perché mai neanche con un fiore sfiorarle, perché il sorriso delle donne illumina il mondo. Questo non sono frasi scritte ma frasi che vengono dal profondo del cuore. Per cui colgo l'occasione anche in questa situazione, allora non consegno un mazzo di fiori a Paola, perché no. È un problema, potrei solo sfilare semmai una rosa, perché poi però è giusto anche in questa situazione, come ricorderete ho fatto anche nella selezione di Miss Italia del 25 giugno, e non me ne vogliono gli uomini della giuria, ma dare un premio speciale all'unica donna presente in giuria, per cui chiedo di venire qui al mio fianco. Grazie. Eccolo qui. Non mi dica che resta senza voce anche lei, se no siamo rovinati. No, non ha perfetto. Volete? Grazie, direi che possiamo chiudere? Sì, possiamo chiudere. Grazie a voi che ci avete seguito da casa attraverso smartphone, PC e tutto il resto, grazie a Mario Bonesi e a tutta la squadra e grazie a voi amici, grazie a voi che siete compagni di viaggio questa sera straordinaria. Grazie davvero, ciao a tutti, ciao!